Eder. Mech. Pallister. Camminando poco più veloce di Liliana abbiamo percorso dai cassonetti alle strisce pedonali Piazzale Gioberti in 3 minuti e 52. Liliana si trovava ai cassonetti alle 8:48 e 26, sommando i famosi 5 minuti da aggiungere alla telecamera. Poniamo che abbia percorso questo tragitto in 4 minuti camminando leggermente più lentamente di noi. Adesso sarà ad attraversare le strisce pedonali alle 8:52 e 26. Come detto in conclusione del precedente video, questo orario non è compatibile con la ripresa dell'autobus. Perché non c'è una ripresa di Liliana alle 8:52 e 26? Per il semplice fatto che in quel momento non passa nessun autobus, quindi non è detto che Liliana non sia passata da qui, semplicemente se fosse passata non è passato un autobus a riprenderla. Dobbiamo considerare che infatti in quel punto non c'è una telecamera fissa. Sarebbe servita la coincidenza, il colpo di fortuna che le attraversasse proprio mentre passava un mezzo pubblico. Per tante ragioni la strada più sicura per andare verso la rotonda del Boschetto e quindi poi prendere via Giulia sarebbe stata viale Raffaello Sanzio, ma visto che Liliana attraversa quelle strisce pedonali e non attraversa la strada più o meno in prossimità di Iva, diventa automatico supporre che lei abbia proseguito su via San Cirino. Tra l'altro sarebbe stato logico, nel caso in cui lei avesse preso viale Raffaello Sanzio, anche che non avesse attraversato la strada già dopo i cassonetti, cioè sarebbe rimasta sul lato sinistro della strada e poi avrebbe girato a sinistra prendendo viale Raffaello Sanzio. Invece lei, più o meno all'altezza della piscina, attraversa la strada, si porta sulla destra ed è così che passa proprio davanti alla vetrina di Iva. Tutti gli accessi pedonali all'ex OP, Parco di San Giovanni e le salite da via San Cilino. Quanti sono e quali sono gli accessi pedonali? Gli ingressi pedonali prati sono almeno 6. 1. Via San Cilino, ingresso basso principale. 2. Vicolo dei Roveri, ex portineria, accesso storico dal lato San Cilino, talvolta chiuso. 3. Via Alfonso Valerio, ingresso alto. 4. Via Beato Angelico, nota come Porta 5 sul lato superiore. 5. Via Edoardo Weiss, più varchi pedonali in corrispondenza dell'asse stradale e delle fermate. 6. Via Guglielmo De Pastrovic, lato ovest del comprensorio. Le salite utili dal basso, via San Cilino, verso il boschetto interno, zona via Weiss, viale centrale in pendenza. Dall'ingresso basso si sale verso i padiglioni, poi si svolta a sinistra per raccordarsi all'asse di via Weiss e ai sentieri del bosco. Rampe e scale del Roseto, percorso a tornanti tra i terrazzamenti del Roseto. In alto si rientra verso via Weiss e il boschetto. Variante Vicolo dei Roveri. Se il varco è aperto da Androna via San Cilino, si entra dall'ex portineria e si sale rapidamente verso Roseto, Villa Bottacin, quindi si piega verso via Weiss. Percorso pratico per chi è su via San Cilino. Entra dal cancello basso di via San Cilino, scegli viale centrale, più diretto, oppure le rampe del Roseto, più riparate. In alto segui le indicazioni interne per via Weiss, imbocca i sentieri del boschetto, l'area dove è avvenuto il ritrovamento. E intanto siamo quasi alla caserma dei carabinieri di via San Cilino, dove ovviamente Liliana passò il giorno 14, ma non fu ripresa a causa di manutenzione secondo una prima versione, o fu ripresa ma le immagini furono sovrascritte. Questa che vedete a destra è via Beato Angelico ed ha un ingresso che porta al parco, ovvero la porta numero 5. È un ingresso un po' più complicato da risalire rispetto a quello di Vicolo dei Roveri, naturalmente però poi bisogna vedere dove uno deve andare esattamente all'interno dell'ex OPP. In ogni caso Liliana arriverebbe a quell'ingresso alle ore 8:55:03 del suo mattino del 14 dicembre. Vicolo dei Roveri è un collegamento storico che dal fronte di via San Cilino immette dentro il comprensorio dell'ex OP Parco di San Giovanni, a ridosso dell'antica portineria e della zona di Villa Bottacin. Da lì partono rampe e sentieri che, passando accanto al Roseto, raccordano l'asse interno di via Edoardo Weiss e il boschetto dove, la mattina del 5 gennaio 2022, è stato rinvenuto il corpo di Liliana Resinovic. È un varco laterale, breve ma strategico, utilizzato da residenti addetti ai lavori per entrare e uscire a piedi. Nel quadro testimoniale sono 2 i momenti chiave che chiamano in causa il vicolo. La sera della vigilia del ritrovamento, in una fascia oraria attorno alle 20, una testimone che percorre il tratto riferisce di aver notato un uomo di statura alta che procedeva verso l'interno, portando sulle spalle qualcosa di voluminoso, descritto come un sacco scuro. La descrizione è scarna, ma ha fissato 3 elementi: direzione verso il parco, oggetto ingombrante, colore scuro.
Poche ore più tardi, all'alba del 5 gennaio, una dipendente del comprensorio segnala nei pressi dell'area boschiva un uomo anziano con barba bianca, abiti scuri, berretto tipo coppola e una torcia in mano. In alcuni racconti torna anche qui il dettaglio del sacco. La figura dell'uomo con la coppola è poi riemersa in servizi televisivi grazie a un filmato dove si vede un soggetto muoversi nel parco prima del rinvenimento. Sull'attendibilità, gli inquirenti hanno valutato condizioni oggettivamente difficili: buio, distanza, movimenti rapidi, abiti scuri che appiattiscono i dettagli. È normale che i resoconti divergano su età apparente, corporatura o tonalità degli indumenti. Nonostante ciò, i tratti ricorrenti, accesso basso laterale, direzione verso l'interno, possibile trasporto di un sacco, torcia, rendono quelle osservazioni compatibili con una presenza effettiva nei paraggi del boschetto nella finestra temporale che precede la scoperta. Le verifiche logiche hanno toccato 3 piani. Primo, i passaggi. Chi entra da Vicolo dei Roveri può risalire per rampe e scalinate del Roseto o tagliare su percorsi interni verso via Weiss, impiegando pochi minuti. Secondo, i riscontri. Sono stati considerati i varchi contigui, via San Cilino, via Beato Angelico Porta 5, via Weiss, e le eventuali telecamere pubbliche o private lungo i perimetri, oltre a controlli su personale, frequentatori abituali e mezzi di servizio. Terzo, le compatibilità orarie. Il doppio avvistamento, sera, notte e alba, suggerisce la possibilità di 2 persone diverse o della stessa persona in 2 momenti distinti. In assenza di identificazione certa, entrambe le ipotesi restano aperte. Cosa è solido e cosa no? Solido: la collocazione del vicolo come via d'accesso plausibile al settore Roseto-Boschetto, l'esistenza di almeno una testimonianza serale con riferimento a un sacco scuro, una testimonianza mattutina con descrizione dell'uomo anziano con coppola e torcia, l'esistenza di immagini televisive che mostrano un uomo con copricapo tradizionale nel parco in un momento antecedente al ritrovamento. Non solido: l'identità del soggetto o dei soggetti, la natura dell'oggetto portato, il nesso causale con i fatti. A oggi l'uomo non è stato pubblicamente identificato e il suo ruolo rimane non determinato nelle ricostruzioni ufficiali. Vicolo dei Roveri entra nel caso perché è un imbocco laterale credibile verso l'area del ritrovamento e perché 2 segnalazioni ravvicinate nel tempo descrivono un uomo, forse 2, che si muove tra il vicolo, il Roseto e il Boschetto, con elementi ripetuti, sacco, torcia, coppola, ma senza quel grado di precisione che consenta di trasformare l'avvistamento in una prova. E qui ricordiamo che il Garibaldino aveva anticipato nello scorso mese di aprile l'esistenza di un video che riprendeva forse l'uomo con la coppola nei pressi di via Edoardo Weiss. Il Garibaldino da maggio è letteralmente sparito nel nulla, nessuno, e dico nessuno, sa che fine abbia fatto, non si collega su WhatsApp e nessuno lo ha più visto. Inoltre c'è un avvistamento in Vicolo dei Roveri in cui un uomo con un sacco nero sulle spalle nel buio risale. L'uomo viene identificato alto, quindi più compatibile a Fulvio Covalero, mentre l'uomo avvistato in via Edoardo Weiss dalla descrizione dalla coppola sarebbe più compatibile con la figura di Sebastiano Visintin. Adesso siamo quasi in Vicolo dei Roveri, calcoliamo l'orario e vediamo, accedendo da questo punto, Liliana a che ora sarebbe giunta nell'eventuale e improbabile caso, nel punto in cui poi verrà ritrovata. Riguardo invece il video dell'uomo con la coppola, c'è un vero e proprio mistero, perché un giorno chi l'ha visto annuncia che la sera avrebbe fatto vedere il video di quest'uomo in esclusiva. In realtà poi questo video non andrà in onda e da quel momento non se ne parlerà proprio più. Nel caso in cui Liliana abbia volutamente svoltato in Vicolo dei Roveri, forse per entrare nel parco, ciò sarebbe accaduto alle 9:0 minuti e 25 secondi circa, facendo una stima della camminata che ovviamente non può essere precisa al secondo, ma più o meno dovrebbe corrispondere con la nostra. Stiamo ricostruendo naturalmente tutti gli spostamenti orari sulla base di ipotesi, io mi muovo, dopodiché misuro ciò che faccio, quindi non c'è niente di preorganizzato. È importante arrivare fino all'ingresso del parco da questa stradina, perché poi scopriremo una coincidenza oraria che lascia abbastanza senza parole e che apre naturalmente anche all'ipotesi che Liliana abbia incontrato sul suo tragitto qualcuno che probabilmente aveva qualcosa da chiederle, come magari soldi, e alla fine del tragitto che hanno fatto insieme, visto un no subito, potrebbe avere deciso di aggredirla, perché stiamo per vedere una coincidenza oraria, come dicevo prima, che lascia senza parole.
Ironia della sorte, la strada che incrocia Vicolo dei Roveri, quindi la prima strada che c'è all'interno del parco, si chiama Via Costantinides. Ed eccoci nel punto in cui Vicolo dei Roveri si introduce all'interno del parco dell'ex OPP. Come vi avevo detto prima, ero arrivato al bivio per iniziare a risalire Vicolo dei Roveri alle 9 in punto, 9 anzi e 25 secondi per la precisione. Salendo a piedi da qui arriveremo naturalmente nel punto in cui Liliana è stata ritrovata. Facciamo allora un attimo un po' di calcoli e vediamo a che ora arriveremo lì. Andiamo quindi con Google Maps a calcolare quanto una persona normale impiega per fare tutto Vicolo dei Roveri iniziando da via San Cirino e arrivando al punto del ritrovamento. Incredibilmente sono 16 minuti. Se noi consideriamo che abbiamo girato per Vicolo dei Roveri alle 9:25 secondi, arriviamo praticamente sul punto in cui Liliana viene ritrovata alle 9:17 o al massimo qualche secondo prima delle 9:17, e a questo punto il pensiero di tutti non può che andare a quell'orologio fermo. 9:00:25 secondi, riprendiamo a camminare verso via Cesare Battisti nell'ipotesi che Liliana stesse cercando di andare veramente alla Wind, e da qui naturalmente si passerà dalla pescheria all'Ancora. Questa è una pescheria fondamentale perché Sebastiano Visintin la mattina del 14 dicembre passa sicuramente da qui. Abbiamo delle foto estratte dal video ripreso da un autobus, anche in questo caso un autobus della linea di Trieste, e quindi Sebastiano Visintin è sicuramente lì fermo. Da quel momento in poi però di lui non si saprà più nulla. C'è però un'altra ragione che rende questa pescheria fondamentale. I proprietari di questa erano anche proprietari dell'Ancora del centro commerciale Zazzeron a Cattinara, ma erano anche i proprietari della pescheria che si trovava nella famosissima Galleria Rossoni. Allora, siamo entrati in questa pescheria e abbiamo lungamente parlato con il fratello di Margherita e con la madre. Margherita è la ragazza che in Galleria Rossoni dirà di aver visto i coltelli già presenti la mattina del 14 e aprirà la porta allo spostamento del passaggio in quel luogo al 13. La pescheria nella famosissima Galleria Orsini o Rosconi o Rossoni non esiste più e Margherita quindi non si sa dove trovarla. Però in ogni caso qualche informazione dal fratello e dalla madre l'abbiamo avuta. Loro ricordavano vagamente la situazione, ci hanno detto che chiederanno a Margherita se ricorda qualche dettaglio in più dei coltelli e in questo caso ce lo faranno sapere, perché sarebbe interessante fare un confronto fra la descrizione dei coltelli riportata da Margherita e quelli presi la sera prima da Sebastiano quando si trova alla cena famosa a casa di Miaela. È incredibile come queste tre pescherie rientrino attivamente nella mattinata del 14 di Sebastiano, perché la prima si trova ad Zazzenon di Cattinara, dove abbiamo detto Sebastiano viene ripreso da un targa system e quindi sicuramente è passato. La seconda si trova in via Giulia, dove Sebastiano passa e poi sparisce nel nulla, come dicevamo poco fa, e poi la terza si trova nella famosa Galleria Rossoni, dove avviene tutto il disastro di Sebastiano, che dice di essere passato il 14, ma poi si scoprirà che a quanto pare è passato il 13 sera. Le pescherie L'Ancora nascono come bottega di quartiere in via Giulia, sul lungo asse commerciale che attraversa San Giovanni e San Vito. La formula è semplice: pesce fresco selezionato ogni mattina, lavorazioni di base in sede, sfilettature e viscerazioni, pulizia dei molluschi, pronta disponibilità di preparazioni pronte da cuocere per le famiglie che hanno poco tempo. La reputazione si costruisce al banco, tra consigli di cottura e stagionalità del pescato dell'Alto Adriatico. Sardoni barcolani, seppie, orate e branzini di allevamento certificato, scampi e canestrelli quando disponibili, con qualche puntata su specie di passaggio in base al meteo e alle aste. Il secondo passo è l'ingresso in galleria commerciale. Un banco interno al supermercato Zazzeron in via Carlo Forlanini, nella zona di Cattinara.
Qui l'idea è intercettare la spesa unica del cliente che in un solo gesto mette nel carrello frutta, pasta e pesce fresco già pulito. Il presidio di Cattinara consolida il marchio, volumi più regolari nei giorni feriali, picchi nel weekend, forte domanda di semilavorati, fritture miste già pronte da friggere, spiedini di mazzancolle e seppioline, sughi al nero o alla busara preparati in giornata. Il terzo esperimento è in pieno centro, un corner in Galleria Rossoni, area Corso Italia. È la stagione dei progetti gastronomici condivisi, dei mercati coperti rivisitati e delle food hall che mescolano banchi freschi e cucina pronta. L'Ancora porta in centro la stessa impronta, poco stoccaggio, molta rotazione, esposizione curata. Il banco diventa anche vetrina per chi lavora a due passi. Pausa pranzo con insalate di mare freschissime e un'offerta agile pensata per il pubblico del centro. Col passare degli anni il marchio si muove su un equilibrio tipico delle microcatene cittadine, un punto madre radicato in quartiere, via Giulia, un punto ad alto flusso in galleria commerciale, Zazzeron Forlanini, e un corner centrale pensato più per immagine e prossimità agli uffici, Galleria Rossoni. L'assetto però cambia, il corner di Galleria Rossoni ha chiuso. È una decisione che, letta con lenti di settore, ha senso. I costi fissi e l'andamento disomogeneo dei flussi pedonali in centro storico post-pandemia hanno spinto molte microattività a concentrare risorse sui siti con domanda più prevedibile. A conti fatti, restano due punti operativi. La sede di Via Giulia, che continua a fare da baricentro identitario e di relazione con la clientela affezionata, e il banco interno a Zazzeron Forlanini, dove il volume giornaliero è più stabile e la logistica di stoccaggio e rifornimento è semplificata. Dal punto di vista operativo, l'Ancora ha sempre puntato su tre elementi: la stagione, il taglio consigliato, filetti, tranci, porzioni pronte e la consulenza al banco. L'approccio è molto triestino, poche parole, indicazioni pratiche su cotture veloci, centralità del prodotto. Sul fronte dell'approvvigionamento la regola d'oro è l'elasticità. Quando il piccolo pelagico locale scarseggia per meteo correnti, prevalgono allevamenti certificati e linee di importazione già collaudate. Quando il golfo gira, si torna a spingere sulle specie stagionali. Nei periodi forti, Quaresima, feste primaverili, Natale e Capodanno, la strategia è quella della prenotazione. Si prepara la lista con anticipo, si organizzano turni di pulizia e si scaglionano i ritiri per evitare code. Il profilo della clientela è duplice. In via Giulia prevalgono famiglie e residenti del circondario, abituati a passare a voce l'ordine del giorno dopo. A Cattinara il bacino è più ampio e misto, fatto di chi fa la spesa completa e cerca il compromesso tra freschezza e praticità. Ore 9, 6 minuti e 40 secondi sono arrivato alla pescheria L'Ancora, dove abbiamo detto arriverà anche Sebastiano. Abbiamo parlato, come detto prima, col fratello di Margherita, che ci ha fatto vedere questi coltelli che proprio la mattina prima Sebastiano aveva consegnato loro. Quindi Sebastiano, finita la perquisizione in cui gli è stata requisita la GoPro, si è messo al lavoro facendo il solito giro dei coltelli. Tra l'altro in questa pescheria mi dicevano che è sempre bene con Sebastiano stare attenti perché ha un bel caratterino, ma questa non è sicuramente una novità. Alla pescheria L'Ancora, in cui siamo appena entrati, ci hanno garantito che Sebastiano quella mattina era da solo, ma se voi ricordate la foto modificata dal garibaldino, nell'auto con lui fuori da quella pescheria a un certo punto sembrava esserci qualcuno. Chi fosse questo qualcuno però ovviamente non lo sappiamo. L'unica certezza che posso ripetervi è che il garibaldino, dopo queste deduzioni, dopo queste sue ipotesi, è sparito nel nulla. Quindi Sebastiano è solo quando giunge alla pescheria L'Ancora, ma sembra esserci qualcuno in auto con lui. Questi sono i tre autobus che si fermano a fianco alla sua auto mentre lui è lì posteggiato come se aspetta qualcuno. Questi autobus provengono esattamente da Piazzale Gioberti. Allora si potrebbe pensare che Liliana è uscita prima e magari l'ha raggiunto in autobus. Il problema però è che Claudio Sterpin conferma di avere parlato con lei alle 8:22, chiamata terminata poco prima delle 8:24, quindi con quelle tempistiche è praticamente impossibile
possibile in qualsiasi modo raggiungere il punto in cui Sebastiano è fermo anche in autobus. Poniamo infatti che Liliana alle 8:24 terminata la chiamata con Claudio schizzi fuori, ma impiegherebbe non meno di 9 minuti per arrivare in piazzale Gioberti a prendere un bus, e considerando altri 3-4 minuti dal tragitto del bus parleremo di 14 minuti, quindi in ogni caso Liliana non potrebbe essere in quel punto prima delle 8:38, questo sarebbe matematicamente impossibile. E allora dobbiamo dare per certo nel modo più assoluto che Sebastiano in via Giulia alla pescheria all'Ancora non può aver incontrato Liliana. Passano nello stesso punto, ma Sebastiano passa chiaramente molto prima di Liliana, e quando Sebastiano passa di lì sappiamo con esattezza che Liliana non può essere lì. Riprendiamo così il nostro percorso, il nostro tragitto verso la Wind di Cesare Battisti. Nell'orologio di Liliana Resinovic intanto dovrebbero essere le 9:07 e 10 secondi. Nei giorni a Trieste ho incontrato Claudio 2 volte, siamo stati anche a mangiare insieme a Baso Pizza. Claudio ovviamente dice che la storia di Sebastiano e Liliana era in crisi da tempo. Uno dei più grandi sportivi della storia triestina. Ora, quello che dice Claudio è la verità. Parlare di Claudio su questa storia di Liliana per me è veramente una cosa che non lo voglio fare. Sono spariti molti video del 2022, tra cui quello in cui si parlava di Per quanto case. riguarda le ricerche di Liliana che faceva in quel periodo là di una casa, Liliana stava cercando una casa, ma non solo per noi. Una casa che doveva avere queste caratteristiche: al primo piano, perché io ho sempre avuto problemi con le gambe, poi avere un garage e che non sia eccessivamente grande come quello che sto vivendo, e anche a prezzi accessibili, capisci? Perché lì si pagavano cifre non abbastanza importanti. Ma si trattava di appartamenti o avresti preferito un bellissimo castello? Cioè dentro non ho mai visto nessuno, però mi ha mostrato, guarda, vedi lì c'è il piano terra, c'è questa casa, questo, quest'altro, e queste sono le case che noi cercavamo per noi. Però in fondo queste sono cose che dici tu, perché gli altri non riferiscono la stessa cosa, no? Questo discorso non può valere solo per gli altri. Ma io di queste cose qua ne abbiamo parlato noi, ma quello che dicono le altre persone a me non interessano. Per fortuna il mondo è grande, a te piace viaggiare, così se per caso non trovavi una casa a Trieste magari avresti potuto prenderla da un'altra parte, ad esempio, diciamo così, un posto un po' a caso in Brasile, forse ti sarebbe piaciuto lì? Infatti siamo andati in un'agenzia a Cesano di cui abbiamo chiesto se, così non dico un preventivo, ma se c'era la possibilità di andare nel mese di febbraio. Anche il prezzo mi ricordo che ci aveva chiesto 750 euro a testa. L'altro giorno ho detto a Claudio Serpin che a quanto pare alcuni filmati della GoPro sono stati passati tramite computer e non direttamente dalla GoPro al cellulare di Sebastiano. Sebastiano con la sua GoPro ha battuto di gran lunga 2 record mondiali di ciclismo, percorrendo in 13 secondi 580 metri in uno di quei tratti di cui parla. Con la bicicletta, con la GoPro, ha percorso 500 e rotti metri in 13 secondi, 240 all'ora, e anche un altro pezzo appena un poco più lento. Questo giusto per dire che avete lì un record mondiale di corsa in bicicletta. Subito dopo lui parla di cose accadute un anno o poco meno fa. Un anno o poco meno fa, nel momento in cui lei è morta, cioè l'ultimo anno per Liliana è stato, diciamo così, travagliato da 2 cose, e tutte e 2 sono accadute in ottobre e novembre. Noi abbiamo cominciato a frequentarci più frequentemente dopo la morte di mia moglie, è chiaro, e l'ho già detto. Ho detto anche che lei stava cercando una casetta, un appartamento più modesto di quello. Questo l'ho dichiarato il 15 dicembre, quando nessuno sapeva niente di questa cosa. L'ho dichiarato nella mia prima sit. Lei in questura, lei cercava una casa perché non voleva lasciare testualmente il Sebastiano in braghe di tela, per cui cercava per lui una sistemazione più modesta, intenzionata a non lasciarlo
senza la possibilità di comunque avere un tetto sulla testa. Questo era il cuore di Liliana. Questo era il cuore di Liliana. E io lo posso giurare sugli occhi, le ho detto: guarda, non abbiamo problemi di soldi, se a te mancheranno qualche centinaio di euro per sbarcare il lunario, ci sono qua io. Queste sono le parole mie. Parliamo di 91, prima del 25 ottobre. Il 25 ottobre di quell'anno è cambiato tutto per noi, perché lei mi ha ricordato dei nostri primi incontri, eccetera, eccetera. Io sono cambiato nei suoi confronti definitivamente, tanto che, secondo me, lei sapeva delle mie intenzioni, gliel'ho detto, dichiarato, perché ha detto: io me ne andrei anche da quella casa adesso, ma è la casa mia, non ho altre, e io le ho detto, dichiarato: guarda qua, io sono solo, la casa è per 4, se vuoi sistemarti qua intanto. Ore 9, 12 minuti e 12 secondi, siamo ai Giardini Pubblici Muzio de Tommasini. In pochi mesi noi abbiamo cambiato la nostra vita così, per capirci. Questo è. Sebastiano non racconta fesserie quando parla del viaggio in Brasile, io lo sapevo, ma riguarda un anno prima. Questo è un punto che terremo in considerazione per ripartire e fare dopo una nuova ipotesi, una nuova valutazione. Intanto continuiamo il viaggio e siamo ormai vicini alla Wind di via Cesare Battisti. Volevo innanzitutto prima evidenziare sulla questione della GoPro che gli accertamenti erano stati fatti ma in modo blando, perché noi abbiamo un dato, abbiamo una comunicazione da parte di chi ha creato sta GoPro che ci dice che la data, l'ora e il luogo può essere modificato manualmente, mentre invece nella annotazione di chi ha fatto le indagini questo dato non c'è. Quindi gli accertamenti ci serviranno anche per poter avere questo tipo di risposta che secondo me è importante, perché se si può modificare questo dato, insomma, no? Quelle risultanze potrebbero essere insomma modificate. Questo è il primo dato. Poi sulle indagini di sicuro è stata presa una piega diversa. Di sicuro, come diceva prima insomma Colonnello, l'attività che andava fatta inizialmente era prendere i telefoni, prendere la GoPro, incrociare tutti i dati, e queste informazioni non ci sono state. Si sta accelerando. Eh sì, è una lunga attesa. Senza voler accusare nessuno, però ci sono dei dati che noi dobbiamo prendere in considerazione, come la cancellazione di quel 20 giugno alle 20:37, quando si viene a sapere che deve essere sequestrato la scheda della GoPro e viene cancellata. Quindi è qualcosa che ci fa pensare, ci fa riflettere. Io che faccio questo lavoro mi fa riflettere, poi che non sia un elemento a carico su Sebastiano. Sebastiano formata la memory card la sera della non archiviazione, lì tutti sapevano ormai che cosa era accaduto. Ma non è che lui andrà a consegnare vestiti da casa, lui si è riparato dietro questo nome, sono gli inquirenti che devono andare è un sequestro che deve avvenire, no? Gli errori non sono mancati: una memory card smagnetizzata che non viene sequestrata, un telefono uguale a un altro ma con un email diverso che viene scambiato per il precedente. Insomma, le cose potevano sicuramente essere fatte meglio. Oh, bravo. Tutto questo doveva succedere oltre 3 anni fa. Meglio tardi che mai. E io ripeto, questa procura sta lavorando, per fortuna, tanto quanto la precedente. Meglio che sto zitto, se no direi qualche parolaccia.
quello che so non abbiamo ancora niente di ufficiale in mano. Beh, del resto è passato così poco tempo che sarebbe strano avere già qualcosa d'ufficiale in mano. In fondo tutto è successo appena ieri. Il tempo passa a Trieste e si resta fermi. Liliana, cioè nel sacco non ci sono impronte di Liliana, né fuori né dentro, il che è impossibile, perché tutti quanti possiamo fare una semplicissima prova col sacco dell'immondizia a casa, non serve quello grande, basta anche quello piccolo, no? Che sia l'impronta di un guanto o che sia l'impronta dei suoi jeans, non cambia niente, perché comunque da sola non si è infilata in quei sacchi, perché appunto non c'è neanche un'impronta di Liliana, né dentro né fuori. Liliana è stata comunque uccisa, picchiata selvaggiamente, soffocata e impacchettata. Non è stata sicuramente lei a fare tutto questo. E quindi che ci sia o non ci sia l'impronta, che sia dei jeans, che sia di un guanto. In ogni caso adesso Sebastiano è indagato, è passato del tempo ma adesso è indagato. Beh, io su questo non ho niente da dire, dico soltanto che se hanno fatto questo atto specificando proprio il modus operandi dell'eventuale assassino e ha iscritto Sebastiano in questo registro, secondo il mio punto di vista qualcosa in mano di più di quello che sappiamo. Intanto siamo arrivati alla Win di via Cesare Battisti, dove Liliana non è entrata, potrebbe essere salita però nell'auto di Sebastiano. Che ora è? È incredibile, sono di nuovo le 9:17 e a questo punto lo possiamo definire davvero un orario maledetto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.